Se uso presentata l'enciclopedia della musica sarda, impari gli autori di Marco Luzzo e Marcello Marras, un'opera di Portumano, questa terra nostra, che si rende a Vivi, andava innanzi, si presenta in tutti i vidas de Sisula. Li raccontavo a Marco come è strutturata, come è nasce questo progetto e ti importa bene fino a foras della Sardegna. Beh, intanto è un'opera che ho curato assieme a Francesco Casu per le edizioni dell'Unione Sarda. È un'opera grossa, voluminosa, sono 16 libri, 16 volumi, ognuno dei quali ha allegato un CD e un DVD. Veniva venduta quando è stata realizzata tra il 2012 e il 2013, allegata al giornale, oggi può essere ancora acquistata dal sito dell'Unione Sarda e abbiamo cercato di fare una fotografia della realtà attuale della musica di tradizione orale. In ogni volume si affrontano questioni storiche, approfondiamo la storia di questi repertori, ma soprattutto abbiamo voluto raccontare la contemporaneità. I CD e i DVD non contengono registrazioni storiche, ma i musicisti sono stati invitati negli studi e registrati dal vivo, quindi abbiamo creato un grosso corpus di nuove registrazioni proprio per raccontare questa straordinaria vitalità che ha oggi la musica di tradizione orale in Sardegna. Abbiamo scelto, assieme alle tante persone che hanno collaborato con me alla realizzazione di quest'opera, di rappresentare le principali pratiche musicali e poetiche della Sardegna, quindi ci sono volumi dedicati al cantatenore, al cantachitarra, alle launeddas, agli strumenti musicali, alla musica religiosa e così via, insomma. Grazie Marco. Una delle cose interessanti che deve sia appello di questa regionata di oggi è la vitalità della musica sarda. Su de pensare che questa musica non è una cosa di anticorio, ma è una cosa che viene o in di puro. Hai chiesto Marcello? No, ti asi che sul traballo che abbiamo presentato è proprio la testimonianza per un anno che noi teniamo di questo fatto. E poi tutti i sunti tutta questa opera, sono gente che sono in questo momento e meta di questa persona che sono in enciclopedia sono pizzocco fino a 6 anni dei battordi che da qualcuno poi sono manno spu no Luigi Laia ma questa dimostrazione che questa musica questa musica de oggi con tutta questa trasformazione sul fatto che questo pizzocco che sono il strumento della tradizione sarda, poi sono tutti pizzocchi che sono la chitarra elettrica o la batteria o chi canta rap o chi ascolta tanta la musica, ma poi la società di oggi è diversa da chi hanno fatto o da chi hanno fatto. Questa è proprio la dimostrazione che è ancora qualcuna cosa che noi teniamo dentro e teniamo finta su bisogno di giocare a fuori, di giocare a piso, no? Di fare intendere, di suonare. Poi io credo che la motivazione principale è proprio sul fatto che ancora oggi in mezzo vita, in mezzo al logo, ma finza in città, e la gente tiene la necessità di intendere e di vivere e di ascoltare questa musica, può ballare, può andare a Cresia, può si divertere e sorgiovano sono cambiando vinza tecnica, poi essendo giovane e noi vediamo finza su sonetta matripellas che non suonano esattamente sul proprio modo di che mantengono a fare finza suonando launeddas questa cosa che è sa normalità essendo musica che è via si prova sempre qualcuna cosa nuova. Dunque tu sei ottimista su crasi della musica sarda? Io comincio a tenere qualcun anno, no? Quindi sai sul difetto che in passato è sempre più bello, ma questo dipende dall'età dei mia. Ma io credo che questa è una vitalità forte. Faccio questo esempio. Su Zonetta Matripellas, fino sul 1980, neanche abbiamo morinde, neanche non aveva più nessuno che suonava, pianta solo un battorvezzo. Poi andiamo a dire che succede, a posto di 30 anni, non do più vita in Sardegna, in tutto del suo capitano, vince sul Logo d'Oro, che non due siano su manco 2 o 3 pizzocchetti che ischiantano, non le aree in mano, ma suonare su sonette. E solo che alcune cose succedono. Marco, si conta sono vaghetto sa risposta che attento un'opera di Aici? Ma allora, intanto ha avuto un'ottima risposta in Sardegna, insomma, tante persone ci hanno fatto i complimenti, i musicisti che sono stati rappresentati sono contenti dell'immagine che abbiamo dato di loro, in tutti i volumi, in molti volumi hanno avuto modo di dire il loro pensiero, di parlare in prima persona, è stata molto apprezzata anche al di fuori della Sardegna, non esiste in Italia e nel resto d'Italia un lavoro analogo, c'è una regione che abbia dedicato tante pagine, tanto inchiostro e tanta attenzione alle proprie musiche tradizionali.
anche al di fuori dell'Italia, insomma c'è il problema linguistico, insomma, che ovviamente è scritta in italiano, però insomma abbiamo avuto dei colleghi etnomusicologi di altri paesi europei che hanno preso un po' l'impostazione dell'enciclopedia come modello per i loro lavori. E diciamo siamo anche contenti di poter riuscire a continuare a presentarla. Io fui invitato qui al Festival di Sereghe l'anno scorso, ma purtroppo ero impegnato, e Mario e gli organizzatori mi hanno voluto qui quest'anno, per cui insomma con molto piacere siamo stati qua in un bel festival che parla di musica e di poesia, a poter insomma ormai a 2 anni dall'uscita dal lavoro poterlo comunque presentare, parlarne ancora e insomma raccontare questo nostro lavoro e la tanta musica che si fa in Sardegna. Una nuova canzone fatta apposta, oh, se